e gli auguro di morire. Non le manda a dire Gio Formaggio, pensieri e parole che scrive anche nel post che pubblica su un social. Lui, l'ex sindaco sceriffo di Albettone decollato in Consiglio regionale Veneto, non la prende bene. Ladri in quello che era stato il suo appartamento dove oggi vive la nipote. Mia nipote ha 25 anni con suo marito e alle 8 di sera, se c'era un bambino, se lei era in casa perché il marito era andato via in macchina e non si erano accorti, cosa succedeva? I ladri sono entrati in azione alle 8 di sera e dopo aver messo a soqquadro la casa sono fuggiti con 3 orologi, alcuni gioielli e una bicicletta. Un colpo messo a segno proprio sopra il ristorante di Gio Formaggio che, quando era sindaco sceriffo di Albettone, mise un cartello al confine del paese con un messaggio a tutti i ladri. In questo comune non esiteremo a spararvi se violate le nostre case e minacciate le nostre famiglie. E io continuo a rimanere armato a casa perché a casa mia non voglio che i miei figli e mia moglie rischino niente. Insomma, Joe è sempre Joe, coerente col suo pensiero che non ha mai nascosto. Se prendono questi qua non vanno in galera, invece se li prendono devono farsi 3 mesi ma fatti bene, a pane e acqua e magari qualche calcio in culo, perché se li meritano tutti. Certo, anche Gio Formaggio, al di là delle provocazioni, sa bene che non si può risolvere tutto con una schioppettata, anche perché si rischia di passare dalla parte del torto. Qua, se dovessi sparare in casa, viene fuori una guerra. Ci ricordiamo tutti Stacchio, ci ricordiamo tutti gli altri che passano dei guai, passano processi, perché qua in Italia purtroppo si processa chi si difende e non chi attacca. Cioè, siamo il paese dei balocchi, siamo il paese dei balocchi per i ladri. E allora, proprio ai ladri, se sono in ascolto, Gio Formaggio lancia un messaggio con una dedica particolare. E siete stati fortunati ad andare da mia nipote, perché se andavate in una casa più in là dove c'era mio fratello, che è armato anche lui, o una casa più in qua ancora dove ci sono io, magari non finiva così.